Palazzo dei Giganti come un hotel, c'è chi con le valigie in mano va via più o meno a malincuore, c'è chi con i bagagli fa il suo ingresso, entra e si accomoda comodamente nelle poltrone lasciate libere e i movimenti continuano, anche oggi nuovi arrivi, a staccare il biglietto per un posto nella giunta Zambuto targata Terzo Polo e Gabriele Lino, 63 anni, già direttore di un istituto bancario impegnato a tempo pieno nel sociale, a sostenerlo il patto per il territorio che ha così proceduto ad una sorta di turnover dal momento che ha deciso di tirare fuori Angelo La Rosa. E questo valzer di poltrone assessoriale ha attirato l'attenzione del consigliere comunale del Partito Democratico Giuseppe Arnone, ex alleato di Zambuto, ora un antagonista allo scranno più alto di Palazzo dei Giganti. Barbera è stato fino a qualche mese fa un possibile candidato in contrapposizione a Marco Zambuto per conto di Angelino Alfano. Angelino Alfano non lo ha candidato e Barbera, come si suol dire, armi e bagagli, è passato con Zambuto. E ora gli alfaniani indicano il prezzo di questo passaggio. Il prezzo è la carica di assessore comunale per Bottone e 2 cariche retribuite di revisori dei conti per Barbera e per Patti al consorzio universitario e al lato Gesa 2. Sono fatti estremamente gravi. La Rosa che esce da assessore e va ad entrare al consorzio del Voltano, dove si pigliano altre migliaia di euro di stipendi mensili. Calabrese che passa dall'avere pronte le firme per la mozione di sfiducia a Zambuto all'inizio di questo mese di novembre, non 10 anni addietro, all'essere l'assessore di maggior peso dell'amministrazione Zambuto. E Arnone pone l'accento sull'elemento etico e morale nella politica, a suo giudizio oggi fortemente a rischio al comune di Agrigento. Credo che lo stress e il timore per il suo futuro politico sta portando Zambuto ad una serie di scelte che sono scelte certamente non tollerate né tollerabili da parte degli agrigentini. E in un momento in cui si assiste ad una sorta di esodo dal PDL, c'è invece chi viaggia in controtendenza. È il caso del neoconsigliere comunale Giuseppe Di Rosa, approdato appena ieri nell'aula Sollano in sostituzione di Maurizio Calabrese, nominato assessore. Di Rosa, primo dei non eletti nelle file dell'allora Odeur, spiega le ragioni che lo hanno portato ad aderire al Popolo della Libertà. È una scelta che non è maturata all'improvviso. È già da tempo, la grande amicizia che mi lega all'onorevole Alfano, referente nazionale, non è che è un uomo qualsiasi del PDL, e all'onorevole Iacolino mi ha portato a espormi in prima persona perché è la prima volta che entro in consiglio comunale.